destination unknown, known, 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 known. Ciao a tutti Piederoli e ben ritrovati un nuovo capitolo di Mark of the Ninja. Cerco di portarlo avanti il più in fretta possibile. Purtroppo ho avuto una settimana un pochettino, diciamo, impegnativa, quindi non ce l'ho fatta a fare altri video. Però andiamo subito con la prossima missione. Allora, adesso qui sono andato avanti, come sempre. Da che ero arrivato 1, 2, 3. Avevamo fatto questo. Dovremmo fare... Trova Karajan e uccide prima che sia Kelly il suo braccio destro a farlo. Va bene, è questo, io l'ho già completato al 100%, però comunque vi faccio vedere tutta la missioncina e analizzeremo un po' come farla. Allora, qui c'ho altri potenziamenti che per ora, come ho detto nello scorso capitolo, evito di fare. Vedrò poi in futuro, adesso che ho oggetti d'attacco, cosa c'ho? Il dardo, Izumu del terrore. Intinti un potente allucinogeno. In un potente allucinogeno questi dardi possono scatenare uno stato di terrore e follia. Carucci. Perché se loro praticamente quando vanno in terrore, che li vedi che urlano, che sparano a caso, possono colpire anche le altre guardie, il che può essere utile per far fuori guardie gratuitamente, insomma. Gli altri non li ho ancora provati, adesso li proveremo un po', li analizzeremo più ad nel momento in cui li sbloccherò. Allora, qui mi tengo sempre il cammino del potere, perché è l'unico che per adesso per fare le missioni normalmente è bellino da vedere, è utile anche perché mi dà più vita e resistenza, è quello che mi dà malus migliore, cioè malus che comunque a me non mi danno chissà che danno. Poi facciamo la macchina del rumore e la mina. Andiamo. All troops report. I want that fire dealt with now. I knew they'd overreact. Now's our chance. Let's go. Perfetto. In pratica Piederoli Go find Karajan. vi ricordate che nell'altro avevamo comes back piccato un incendio. Facciamo subito secca la guardia qui che sta guardando l'uscita. Utilizziamola per questo. Noi avevamo piccato un incendio appunto per... No. Per far sì che comunque non ci... cioè che la maggior parte delle guardie fossero andate là a vedere e noi poter agire più indisturbati. È bella sta missione, soprattutto la parte finale, Piederoli, poi dopo la vedrete. Ok. Andiamo avanti. Ecco The Karajan. tracking device. Karajan is on the move. We need to catch him and quickly. The fire won't distract his guards forever. Vieni qua. Che lì c'è il rilevatore di movimento, non posso andare. Bello, bellissimo. Ok. Questo intanto che posso, se posso lo tengo. Ah, là c'è un'altra guardia. No, 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 qua si accende la luce. Fanculo. Dai, vai a vedere. E poi la appendo anche, così almeno se una guardia vanno in terrore. Avevo già fatto vedere, vero, che si potesse, cioè se si poteva tirarle su con un potenziamento. È figa come cosa. Ok. Merda. Sto po' che me ne sono accorto. Ok, buttiamola dentro, qui adesso passiamo da sopra. Allora, non mi ha cagato. Qui passiamo da sopra. Sono furtivissimo, Piederoli. Nascondiamola. Dai, vieni sotto qua. This light shouldn't be out. Secchiamo che questo che potrebbe essere problematico. Bene.
Qua cosa c'era? C'era qualcosa? No, non c'è niente. Cioè, usciva avanti lì. Allora qua cosa c'era che non mi ricordo? Il livellino segreto? Yes. Ok. Vediamo un po' questo. Non ricordo sinceramente Pederoli. Che più andiamo avanti più diventano difficili anche questi, eh. Lo devo arrivare lì. Benissimo. Allora, se apro qui, lì dopo mi scende questo. Perfetto. Ma se io vado qua, qua c'è un generatore, vediamo. Ok, così non evito di morire, perché se io adesso fossi andato qua, questo andava giù e il laser mi prendeva in pieno. Qua adesso devo aprire lì. Qui non si apre. Allora, qui passo qua. Qui mi si apre lì e si chiude il laser, perfetto, quindi andiamo avanti. E lo posizioniamo là in fondo sull'interruttore. Ok, il problema è che adesso... Ok, perché richiudendo qua io non faccio altro che disattivarmi quel laser lì che non mi faceva andare avanti. Quindi andiamo giù. Ok, qua adesso mi si è aperto. Benissimo. Adesso mettiamo la cassa, la spingiamo giù lì. Sono molto... bisogna ragionarli molto questi livellini qua. Ok. Qui adesso andiamo a aprirla. Non mi ricordo cosa disattiva. Il laser qui, perfetto. In modo tale che adesso questo qui lo posso spingere. Andare. Adesso aprendo questo, cosa succede? Disattivando il laser e prendendo il rotolo. Ale. Buonissimo. E questo era il primo rotolo che si trova. Quindi adesso possiamo proseguire, qua non c'erano già più guardie, andiamo avanti. Qua già aperto, quindi è un pianino, pianino, pianino. You fools, let that building burn. Let them all burn. Certo, You're here to protect me. li paga Never apposta. mind the fire. We need to secure the tower. Non c'è nessuno. No, qui si va avanti ed evitiamo perché voglio vedere... Ah no, beh, qui non posso fare niente adesso. Devo per forza andare avanti, immagino. Vediamo qui. Sì. Checkpoint. E lui ovviamente ci cava dai coglioni. We're cut off. We'll have to find another way to get to Karajan. Perfetto. Dobbiamo trovare un altro modo per andarlo a chiappare. Ma tanto non lo ammazziamo Piedroli, perché se lo ammazziamo... Ah, qui che missioni c'erano? Terrorizza una guardia impiccando in un'altra, a un punto di presa. Raggiungi la fine senza distruggere nessuna luce, l'ho già fallita. Uccidi Kelly senza attivare l'allarme. Le ultime due che ho letto sono facili, la prima è un pochettino più tosta. Merda. Ma quante guardie ci sono? Ok. Adesso la vado a impiccare. Adesso la tiriamo qua. Hey, what was that? Vediamo se riesco a terrorizzarla. Hello? Aspettate. That's weird. Nothing. No, non ce l'ho fatta, vaffanculo. Beh, What the hell was that?
Fatta la missione. Bellissimo quando... Ne ho terrorizzate 2 addirittura, Piedroli, non una. Ma dove vanno? What is this guy? Ma poi ritornano avanti. What the hell is this guy? Oh shit, oh shit, oh shit. Ma io devo andare avanti là. Mi sa che ho fatto una cavolata, Piedroli. Vado avanti qui. Ma devo andare avanti là. Who the hell is this guy? Dai, venite avanti. Bye bye. Oh Jesus! Whoa! Sparano a cazzo. I don't want to die. Dai, vieni avanti. No, no. Dai, vieni sotto qua. Ok. No, ci ho messo un'ora. Mi ha fatto perdere un sacco di tempo. Ok. Visto bello quando le terrorizzate le guardie. Dai, andiamo avanti. Allora. It's gotta be him. Chi è che mi ha visto? Sentite. No, cazzo, era qui. Lock them. We'll report if I regain them. Dai, ho perso punti per niente. Io ho la mia mania di non controllare. Where is he? Diciamo qui è tosto però. Vede che è più difficile andare avanti che da Rolli. Se qualcuno dei miei amici che ha detto che è semplice come gioco, io sinceramente non credo. Allora, qui adesso ammazziamo la guardia qua. E ammazziamo questa. Vale. Ok. Qui adesso posso andare direttamente avanti. Proseguiamo. Ecco, trovata l'altra via per salire, come aveva detto lei. Comunque dovrei già aver fatto la prima missione, Piedroli, terrorizzare una guardia impiccando un'altra. Ormai quello delle luci non lo riesco più a fare, ma comunque è semplice, basta ce la si fa tranquillamente a finire tutta la missione senza, e adesso vedrete dopo l'ultima come si fa. Qui la potevo uccidere dalla porta, ma vabbè. Chiudiamolo lì. He's gone upstairs. Looks like we need to go around to get above the elevator. Allora, qui mi sa che c'era un rotolo, Piedroli, se non erro. No? No? C'è un rotolo comunque, l'ho visto. Non mi inganni. Preso. E poi via. Qui si casca sono nella merda. Qui si dovrebbe fare solo quello, se non erro. Ok, quindi ne siamo già a quota 2, no? Questo è l'ascensore, quindi erro, devo fare qualcos'altro. Andiamo a vedere. Così. E quindi passo da dietro, un po' buoni soldoni. Poi ci sono guardie che non mi ricordo. Quindi andiamo a tempo. Ok. Ma quanto manca l'ultimo? Ok, qui c'è un artefatto. So now what's the plan? Hold him off while I leave. Yes, sir. Well, my friend, you chose to fight. E certo. I choose to fight. Allora. Perché?
Adesso poi le guardie sono anche più accorte, vedete che vanno più veloci, con le luci già spianate. È più tonica adesso la cosa. Ok, ho aperto qua. È utilissimo comunque l'uccisione dall'alto, chiederò. Buono, andiamo avanti. Dove posso cerco di passare. Io non sento passi. C'è qua una guardia. Due addirittura. Hey, I got a visual on the target. Si girava così in fretta. Merda, via. Don't let him get away. Ammazziamone una che riprendo la vita. Perfetto. Vabbè, tanto non ci sono altre guardie, ho sbagliato, ho visto giù invece su. Scusate per questa nabbata, Piederoli, qua dovrebbe esserci un altro rotolo, sì, infatti. Un attimo che verifico la velocità di questi laser. Preso anche l'altro rotolo. Quindi possiamo proseguire. We've got this hallway locked down. No one gets through here alive. Hey, guys. Ma no, mi è caduto sto pirla. Damn it, I lost him. Fanculo, t'ammazzo così faccio prima. No, questo è chiuso. Ho spinto per sbaglio per scendere, invece non volevo farlo. Vi chiedo vegna. Dai, avanti, vieni qua. C'è una musichetta da mo te chiappiamo. Forse era meglio tenerlo su. Non ti fermi qua. Non so se vai veloce. Watch out. Ok. A sniper can end your life with just one shot. Qui facciamo la conoscenza degli sniper, Piederoli. Vedete quello che sta lì piazzato col laser? Praticamente tiene a bada la porta. Se io l'aprissi senza mettergli niente che gli oscura la vista, lui mi farebbe il culo. Invece così posso passare inosservato, tranquillo. Adesso gli faccio il giro da dietro, tipo. Dai, qui. Qui prendiamo l'artefatto. Vedete qua sotto? Ok. If you don't show yourself, how can I thank you Qua for cosa c'è? making Ah, us qui dove look sono like a passato pack prima. of flaming idiots? Scendi. Quando mi devi scendere non scendi, quando invece c'è una guardia scendi tranquillo. Va mica bene così. Ok, qui adesso devo oscurare quella... Oh, sbaglio sul pulsante. Devo oscurare quella luce lì per non farmi vedere dalla guardia. Non lì. Freaking things. Hey, come out here. Via, facciamola subito fuori. Portiamola via. Occultiamo il cadavere. Via. Sono un attimo concentrato, Piederoli, perché non è un pezzo facile subito questo. Oh, adesso siamo contro... Come No, out. Little Ninja. There's the man who led the assault against the clan. Allora,
Non lo posso uccidere prendendolo da dietro, lo devo prima stordire. How quickly the circuit has Per been fare ciò adesso vedrete come si fa. Cioè, posso andare lì a menarlo tranquillamente, che lo farei tranquillamente fuori. Però dopo non sblocco la missione. Quindi se voglio fare la missione, bisogna che faccia un po'... Via. Bisogna che cioè, adesso vi faccio vedere come completare l'ultima missione. Cioè ucciderlo senza farti bollare. Perché uno ci sono 2 sniper che mirano lì, che quindi non vi fanno avvicinare. Quindi in ogni caso prima dovete fare questo. Poi andate su. Kelly seems to think you'll face him like a glorious samurai. Guess he doesn't know much about ninja. E beh. Poi cerchiamo anche l'altro sniper che è di qua. Ok, adesso andiamo lì a togliere i vari supporti per farlo cadere. Tutto questo ambardan che vedete, adesso vi faccio vedere. Tutto il danger a alto voltaggio. Boom! E adesso che è stordito lo posso seccare. Azza! Quando c'era quella nuvolettina sopra vuol dire che era stordito, che lo potevo uccidere tranquillamente. It looks like Karajan got a reprieve. And so did you. Ok. Vabbè. In ogni caso il punteggio mi avrebbe fatto prendere i tre soldini. Poi ho preso 2 missioni su 3 perché le luci ne ho rotte un paio che non mi ricordavo. Per cui comunque la missione l'ho completata completamente. Mi sembra di aver anche giocato abbastanza bene, a parte qualche stronzatina, però vabbè, quello ci sta, non sono un pro. Per cui niente, commentate, votate, ditemi come lo giocate e fatemi sempre commenti che mi aiutano a crescere. Per cui ci vediamo alla prossima, statemi bene. Ciao a tutti, Pietroli.